Oggi ad Agrigento per il primo congresso provinciale, un tema sicuramente di grande importanza, la sicurezza nella società tra percezione e realtà. Ecco perché avete scelto proprio questo slogan. Ci sembrava doveroso comprendere la situazione inerente appunto al controllo e la sicurezza che la gente percepisce nella nostra provincia. Non è uno slogan, è un approfondimento che vogliamo fare su di un tema delicato. Vogliamo comprendere se riusciamo, come forze dell'ordine, ma nello specifico come Polizia di Stato, a far comprendere gli sforzi intanto che facciamo per assicurare il controllo del territorio e quindi una sicurezza generalizzata nell'intera provincia. Quali sono le emergenze di cui oggi discuterete? Servono uomini nelle forze dell'ordine che siano non solo numericamente adeguati a ciò che serve per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico in questa provincia, ma che abbiano un'età anagrafica che corrisponda effettivamente a un modello di poliziotto che noi sinceramente non vediamo. Sono momenti sicuramente di aggregazione importantissimi, di confronto e anche di condivisione di quelle che sono le tematiche che poi ineriscono al benessere comune. A me fa particolarmente piacere essere presente oggi a questa assise di questo importante movimento sindacale presente nella provincia di Agrigento e porto solo la testimonianza del questore quale responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito provinciale e quindi di poter cogliere anche da questi incontri momenti di spunto per poter meglio proseguire nell'attività giornaliera che faccio come responsabile della questura e responsabile di tanti uomini e donne sul territorio. Si ritiene soddisfatto dello stato attuale della composizione delle problematiche della questura del nostro territorio agrigentino? È ovvio che sono severo con me stesso, nel senso che non mi accontento di quello che facciamo perché abbiamo ancora molto da fare sul piano del recupero della legalità, della tranquillità e i dati che noi abbiamo in possesso sicuramente sono confortanti. È anche vero che però al cittadino, quando ti entra una persona in casa, puoi avere tutti i dati di questo mondo, tutti i risultati positivi dal punto di vista anche dello scompaginamento di organizzazioni criminali, ma al cittadino interessa il fatto che persone delinquenti hanno messo le mani nelle proprie cose. Quindi noi dobbiamo essere maggiormente presenti sul territorio, maggiormente riscoprire e conquistare la fiducia del cittadino che si rivolga a noi, perché tutte le segnalazioni che per alcuni possono essere magari superficiali per noi sono opportune e sono importanti. Abbiamo oggi fatto questo convegno aperto al pubblico e abbiamo invitato i sindaci, la politica, tutti gli attori protagonisti del sistema sicurezza e sederli oggi a questo convegno perché la sicurezza secondo noi non è solo un fatto di polizia ma è un fatto di partecipazione di tutti, dei sindaci, della politica, ognuno deve fare la propria parte.